Quali senatori sono stati eletti nei collegi veneti? In pratica li ricordiamo, molti di questi li abbiamo praticamente già anticipati ieri sera, ieri notte. 9 senatori democristiani: Pietro Fabris per il collegio di Bassano. Anche qui Stefano dovremmo avere il supporto delle immagini. Sì, i primi 2 credo di no, con il terzo lo avremo. Gianni Fontana per Verona Collina. Per Vicenza Giuliano Zoso, dovrebbe esserci anche la sovraimpressione. Quindi Daria Minucci per il collegio di Este, anche qui dovremmo vederla, ecco la senatrice democristiana. Maurizio Creuso, senatore per il collegio di Cittadella. Carlo Bernini, ministro dei trasporti, eletto per il collegio di Treviso, non senza qualche patema in quanto a scrutinio. Quindi Angelo Pavan per il collegio di Vittorio Veneto, ultimo tra gli eletti, ricordiamo sottosegretario al Tesoro. Quindi per Verona Pianura Francesco Perina e per Schio Giuseppe Doppio. Questi i 9 senatori democristiani. Passiamo ai socialisti, 3 gli eletti. Si tratta di Raimondo Galuppo per Adria, di Gino Giugni per San Donà, lo vediamo nella videata, per Rovigo Domenico Romeo. Passiamo al Partito Repubblicano e qui diciamo è ancora in forse il senatore eletto. Dati contrastanti ieri sera, ad un certo punto sembrava Gilberto Muraro del collegio di Padova, che sembrava avercela fatta di pochissimo su Luciano Benetton, ma i dati restano ancora molto incerti e non definiti. Secondo il Partito Repubblicano di Treviso sembrerebbe che per un paio di centesimi di punto sia Luciano Benetton ad essere eletto, ma il dato non è assolutamente confermato. In sostanza dovrà essere definito dall'ufficio elettorale regionale presso la Corte d'Appello, quindi sono previsti tempi, suppongo, non brevi per questo ballottaggio tra, ripeto, Benetton e Muraro. Passiamo al Movimento Sociale, anche qui un dato incerto per il senatore, che comunque sarà o Gradari del Collegio di Venezia oppure Danieli del Collegio di Verona. Quindi PDS, Partito Democratico della Sinistra, 3 senatori, abbiamo per Adria Andreini, per Chioggia Maurizio Bacchin, per Rovigo Ivana Pellegatti. Passiamo alla Lega Nord, partito trionfatore di queste elezioni, dunque 4 senatori. A Belluno Donato Manfrin, a Vittorio Veneto Antonio Serena, a Conegliano Valentino Perin, a Verona Achille Ottaviani. Non abbiamo nessuna immagine, può essere sintomatico dal momento che questi nuovi politici della Lega Nord sono in grandissima parte personaggi assolutamente neofiti per la politica. Infine abbiamo per Rifondazione Comunista nel Collegio di Venezia Lucio Manisco, personaggio anche famoso in quanto per alcuni anni corrispondente da New York del TG3, quindi un volto molto noto. Infine Lega Autonomia Veneta, eletto nel collegio di Conegliano Ronzani. Questo, ripeto, il riepilogo per il Senato, dati già anche ampiamente commentati ieri sera, e ripeto che interessa molto il trevigiano è il ballottaggio così al centesimo di percentuale tra Luciano Benetton e Gilberto Muraro per il senatore repubblicano. Bene, grazie Stefano. Avevamo dato anche ieri sera, lo abbiamo dato anche oggi, Angelo Pavan all'ultimo posto della graduatoria dei democristiani, ma non dovrebbe essere così, in quanto Pavan dovrebbe essere al settimo posto. Appureremo comunque anche questo dato. Abbiamo dato anche un nome per quanto riguarda la Lega Nord, nel collegio di Belluno, il nuovo senatore. Dicevi Manfroi, ti corrisponde Manfrin o Manfroi? No, Manfrin. Manfrin, sì, benissimo, sì, ecco, anche questo per rendere giustizia ovviamente ai candidati eletti. Bene, abbiamo archiviato il Senato, quindi abbiamo dato il riepilogo generale per quanto riguarda la Regione, gli eletti a livello veneto, e quindi apriamo ora la pagina della Camera. La Camera divisa per i due collegi, per le due circoscrizioni, Venezia, Treviso e poi l'altra ovviamente Padova, Rovigo, Vicenza e Verona. Quindi andiamo subito al dato relativo alla Camera, circoscrizione Venezia-Treviso. Anche qui abbiamo una tabella di supporto e quindi li possiamo leggere attentamente assieme. La Democrazia Cristiana ha ottenuto il 28,1% rispetto alle politiche dell'87,
quindi ha perso 10,4% e 2 seggi. Partito Democratico della Sinistra 12,1%, ha perso 2 seggi rispetto al 92%, Rifondazione Comunista il 4,4% più 0,4%, Partito Socialista 11,5% meno 4,4%, è passato da 3 seggi a 2. Partito Socialdemocratico 1,6% meno 1,2%, il Partito Repubblicano 4,2% più 1,1%, Partito Liberale 1,9%, immutata la percentuale rispetto appunto alle politiche dell'87, MSI Destra Nazionale 2,9% meno 0,9%, Federazione dei Verdi 3,5%, non si era presentato alle politiche dell'87, Lega Nord 17,3%, un balzo di 14 punti, aveva infatti ottenuto alle politiche dell'87 il 3,3%. E passiamo alla seconda tabella, Unione del Popolo Veneto 1,1%, Caccia Pesca Ambiente 0,5%, abbiamo solo il raffronto alle regionali che aveva ottenuto un 1%, quindi non è esatto il dato in percentuale, non ha ottenuto un più 0,5% ma un meno 0,5%, pensionati 0,8%, la rete 1,3%, la lista referendum 0,9%, la lista Pannella 1,1%, Lega Autonomia Veneta 4,8%, Veneto Autonomo 1,3%, Movimento Verdi Federalisti 0,6%, e poi ovviamente il federalismo pensionati 0,1%. Abbiamo ora, e quindi siamo in grado di darvi anche, il dato non è proprio definitivo ma quasi definitivo, perché ovviamente ci sono anche i resti e sui resti qualche partito può prendere un deputato in più rispetto a quelli che sono stati attualmente confermati. Dicevo, abbiamo il dato degli eletti, degli onorevoli deputati eletti in questa circoscrizione. Quindi la parola torna ancora a Stefano Masini. Sì, per la Camera infatti, dicevi giustamente Adriano, c'è ancora il gioco dei resti che quindi non consente nessuna stima definitiva. Sono comunque definitivi e certi questi risultati. La Democrazia Cristiana, per appunto il collegio di Venezia Treviso, ha 5 deputati certi eletti. Si tratta nell'ordine, diamo anche il numero di preferenze. Pier Giovanni Malvestio, capolista, con 25.211 preferenze, lo vediamo nella videata. Segue Lino Armellin con 21.892 preferenze. Terzo tra gli eletti Mario Frasson con 18.731 voti. Quindi Bruno Zambon 18.555 preferenze, ed infine quinto dei deputati, ripeto, certi eletti, e questo è un volto nuovo, Antonio Cancian, sindaco uscente di Mareno di Piave, con 17.742 preferenze. Questi i 5 deputati DC per la circoscrizione Venezia Treviso. Primo dei non eletti è il veneziano Franco Rocelli. Si può subito sottolineare come ben 4 su 5 siano trevigiani. Dunque, a fronte di una caduta che anche a Treviso c'è stata per la DC, indubbiamente i deputati trevigiani hanno ben sfruttato così il nuovo gioco della preferenza unica, 4 su 5, rispetto anche alle previsioni che appunto prevedevano una divisione che poteva essere di 3 e 2, 3 e 3. Quindi altri deputati eletti, Lega Nord 3 deputati, sono Franco Rocchetta, dovremmo vederlo in foto, come dire, leader storico della Liga Veneta con 45.219 preferenze. Secondo Fabio Padovan con 5.330 e lo abbiamo visto e dovremmo rivederlo nella foto, Mauro Michelon con 3.149 preferenze, consigliere comunale a Treviso, certamente dovrebbe essere uno dei più giovani tra i prossimi componenti del Parlamento italiano. Partito Socialista Italiano, 2 deputati, Gianni De Michelis, ministro degli esteri, 23.480 voti, e Maurizio Sacconi, sottosegretario al Tesoro, 13.905 voti. L'abbiamo già detto ieri, per Sacconi comunque un successo di preferenze personali nonostante la sconfitta qui a Treviso del suo partito.
Infine PDS, abbiamo due veneziani come eletti, si tratta di Adriana Vigneri con 17.304 preferenze e di Giovanni Pellicani con 11.605 voti. Questi finora i seggi certi. Di attribuzione non certa ma molto probabile, Mario Rigo della lista Lega Autonomia Veneta, lo dovremo vedere con 4.737 preferenze. Per Rifondazione Comunista Martino Dorigo con 2.471 voti ed infine per il Partito Repubblicano a questo punto dovrebbe essere in corsa e avere buone possibilità, la vediamo, Rita Borsato con 8.995 preferenze, anche in questo caso un consigliere comunale di Treviso. Questi i dati di deputati, potremmo già notare, Adriano, che uno sicuro e uno probabile consiglieri comunali di Treviso dovrebbero andare in Parlamento. Questo è un dato che forse un po' contrasta con l'immagine che ultimamente non è stata certo molto positiva di questa assemblea comunale. Sicuramente, anche un dato significativo mi pare per la Lega Nord, Stefano, i 3 eletti sono tutti e 3 trevigiani e questo significa anche che la Lega Nord ha ottenuto un grandissimo successo in provincia di Treviso, perché Rocchetta, non dimentichiamo, marito della Marin, entrambi abitano a Conegliano, Fabio Padovan dovrebbe essere anche lui dalle parti di Conegliano e Michelon ovviamente trevigiano. Sì, sicuramente quindi un grandissimo successo. La Lega Nord infatti ha preso all'incirca il doppio di voti nella provincia di Treviso rispetto a Venezia e le preferenze indicano indubbiamente questo. Indubbiamente la provincia di Treviso, soprattutto la sinistra Piave, è una roccaforte di questo partito emergente. Non dobbiamo anche dimenticare che nell'attribuzione dei seggi dovrebbero essere 16 per la circoscrizione Venezia-Treviso, ne manca uno. Sì, infatti, ecco, il gioco dei resti è un gioco complicatissimo che assolutamente non tentiamo di spiegare, anche perché forse non l'abbiamo capito benissimo neppure noi. In ogni caso, questo 16° seggio, stando alle ultime indicazioni, dovrebbe essere in ballottaggio tra Franco Rocelli, sesto, primo dei non eletti della Democrazia Cristiana, e Sergio Vazzolera del Partito Socialista, anch'egli come Rocelli parlamentare uscente. Dovrebbe, usiamo il condizionale, dovrebbe essere tra questi due che dovrebbe uscire il 16° deputato della circoscrizione Venezia-Treviso. Bene, grazie Stefano. Archiviata dunque questa circoscrizione.